chiamo Valeria Tatano, sono un professore di tecnologia dell'architettura e io oggi parlerò di involucri vegetali, di facciate verdi, high tech e low tech, cioè di una tendenza in atto da ormai una ventina d'anni, molto di moda anche, che riguarda il fatto di rivestire gli edifici a tutte le scale di vegetazione. Ne parliamo nell'ambito di un tema più vasto e cercherò di presentare i vantaggi e gli svantaggi di questo sistema costruttivo che vede proprio la natura intesa come un materiale del progetto. E vedremo degli esempi, vedremo delle tecniche, vedremo anche come le aziende si sono interessate a questo fenomeno che ormai è veramente molto ampio sia a livello nazionale che internazionale. Ne parleremo però anche un po' criticamente perché ogni sistema costruttivo ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, deve essere interpretato. L'aspetto che forse mi preme di più è di mettere in evidenza quanto questa tecnica debba essere usata dal progetto, cioè solo attraverso un progetto architettonico che si faccia carico di interpretarla e di capirla può dare i suoi risultati migliori. È una moda che in Francia è esplosa con un botanico che si chiama Patrick Blanc, poi è stata semplificata. La chiamo moda perché purtroppo quando diventa troppo dilagante, quando si utilizza in tutti i contesti, quando si perde di vista, si smarrisce un po' il suo senso, anche il miglior sistema, anche l'idea più innovatrice comporta dei rischi. La natura non perdona, la natura manomessa dall'uomo dà grandi benefici, ma spesso e volentieri si rivolta e vedremo anche oggi qualche esempio in cui come dire, ha ribadito la sua natura poco artificiosa e si è opposta ai desiderati dell'uomo. Dopo di me un altro architetto che collabora all'interno di questo gruppo di ricerca che si è occupato di facciate verticali ci traghetterà verso invece il vertical farming, cioè come queste facciate possono diventare poi un terreno per la coltivazione di ortaggi in verticale. E quindi una specie di storia a puntate che ci consentirà di capire quanto il paesaggio del verde possa essere declinato in mille sfaccettature all'interno del progetto.